Faccio un appello a me stesso. Luigi, tieni duro, personalmente, perché è difficile. Non vengo qua a fare il fanfarone, non è facile, con la gente che ti urla dietro. Luigi Brugnaro non si dimette. Per la prima volta dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Venezia parla davanti al Consiglio. Parla mentre fuori il municipio di Mestre è blindato da un cordone di forze dell'ordine e circondato da centinaia di manifestanti che chiedono a gran voce le sue dimissioni. Ma c'è tanta gente che mi conosce da tanti anni, sono 63 anni, non ho mai rubato uno stuzzicadente. Ma dico, una domanda se la farà un attimo, dopo aver architettato che qua è un sistema malavitoso. Tra le poche persone cui per limiti di spazio è stato concesso l'ingresso in municipio, diverse commenteranno polemicamente tutto l'intervento del primo cittadino. Brugnaro afferma di non avere ancora ricevuto documenti delle indagini. Le notizie le ha prese dai media e le giustifica una per una, a partire dai rapporti con il magnate Ching e la vendita dei pili. Ad aprile 2016 ho incontrato a Ca' Farsetti Mr. Ching, che risulta essere uno degli uomini più ricchi di Singapore, rappresentante di un gruppo quotato alla borsa di Singapore, ed era interessato, per il tramite operativo suo italiano del dottor Lotti, ad acquistare degli immobili a Venezia. Vedendo la mappa della città è stato lo stesso Mr. Ching a chiedere informazioni sull'area dei Pili, in quanto gli ricordava un'area similare che stava sviluppando a Londra. Quindi le sponsorizzazioni dell'Umana Reyer, la sua squadra di pallacanestro. Non mi sono mai sognato né di aver chiesto una sponsorizzazione per la squadra, né tantomeno mi sono mai sognato di aver dato vantaggi a chi sponsorizzava la squadra. Poi le intercettazioni in cui parla con l'ex assessore Boraso, al momento ancora in carcere. Il mio riferimento, mi stanno domandando a me se tu domandi soldi, lo spiego perché ero molto arrabbiato e nel dubbio, anche per provocarlo e vedere come avrebbe reagito, volevo capire se fosse uscito qualcosa di più. Mai e poi mai avrei anche solo lontanamente immaginato una tale situazione. In un secondo intervento più a braccio, Brugnaro spazia anche su altri argomenti. Momenti di tensione quando chiama in causa l'apprezzamento del consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini riguardo alla protesta con pistole ad acqua sui turisti usate a Barcellona. Lei non può permettersi di dire cose che io non ho mai detto, ha capito? Sindaco, non si deve permettere. Brugnaro si è accomiata citando le dichiarazioni dell'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, da poco uscito dagli arresti domiciliari, col quale aveva fondato la lista elettorale Noi Moderati durante le ultime elezioni politiche. Ho pagato sulla mia pelle un conto salato, perché mi sono opposto a un modello moralistico, giustizialista e pauperistico, impregnato dalla cultura del sospetto verso chi lavora. Alla fine i consiglieri di maggioranza si sono alzati ad applaudire il sindaco, ma il rumore delle contestazioni era evidentemente più forte.